Eder, Mech, Pallister. Sebastiano, da tanto tempo continua a dire che tu potresti essere passato dalla galleria Rosconi Orsini Rossoni la sera del 13. Io ero dai Zoicas quella sera lì. Non è questo il posto di parlare di queste cose qua. Noi siamo andati dai Zoicas, siamo andati a casa. Basta. Eppure tu ogni tanto confermi di essere passato dalla galleria Rossoni il 14 mattina intorno alle 9, ogni tanto dici che non ti ricordi più. Non ne voglio parlare, ma comunque vedrete, non ne voglio parlare. Perché non sono state dette le cose giuste. Allora Sebastiano, secondo la mia lettura delle celle telefoniche, tu saresti andato alla galleria Rossoni il 13. Sei sicuro di essere andato invece il 14? No, non lo so dirti, non credo, non lo so, non so. Ma guarda, noi adesso non mi ricordo cosa abbiamo fatto il giorno 14. No, io penso di aver fatto il giro solito delle alte qua e là, ma non credo di essere andato lì in pescheria. O l'ho cambiato domenica, forse l'ho cambiato lunedì, non lo so. Ho concluso il giro fermandomi in Corso Italia, presso un'altra sede del supermercato di Galleria Rossoni, che ospita a sua volta una pescheria. Alla galleria Rossoni poteva capitare che Sebastiano lasciasse i coltelli senza parlare direttamente con qualcuno, cioè li lasciava e se ne andava? Qualche volta sì, dipende, se ero lì facevamo il cambio insieme, se no ogni tanto passava lì, li trovo già pronti là. Sebastiano, altra domanda, per consegnare i coltelli alla galleria Rossoni, quanto tempo impiegavi? Entrare, uscire, siamo stati praticamente 3 minuti. Anche perché praticamente mi sembra che tu avessi dei problemi a lasciare la macchina ferma lì fuori. Vedi la difficoltà di un giorno qualsiasi di parcheggiare la macchina per andare dentro a portare i coltelli. Qua siamo in corso, qua c'è il traffico più grande, vedi laggiù c'è la polizia locale, metti la macchina qua, vengono qua, ti mettono la multa. Al di là di questo, noi ci siamo sempre basati su dati oggettivi. Non dobbiamo prendere in considerazione le dichiarazioni di Visintin, perché il peggior nemico di se stesso è Visintin. Però noi abbiamo lavorato su dati oggettivi, abbiamo lavorato su tabulati telefonici, abbiamo lavorato su dichiarazioni testimoniali, sommari informazioni, che ci fanno dire, ci hanno portato a depositare quella consulenza. Oggi, guarda caso, a distanza di anni, sembrerebbe che forse abbiamo detto qualcosa di esatto, perché confortato da dati. Ora, il problema di Visintin, al di là delle 9 della sera prima, che per noi è un dato rilevante, è quello che avviene la mattina dopo. Abbiamo un buco enorme, qualcosa che temporale, dalle 9:12 alle 12:10, che non sappiamo dove sia Visintin. Visintin dice di essere stato nel suo laboratorio, però ripeto, di nuovo riprendiamo i dati oggettivi, riprendiamo i tabulati, riprendiamo quello che avveniva prima del 14 dicembre 2021 e ci fanno concludere che Visintin quel giorno nel laboratorio tutto quel tempo non c'è stato, perché non si è mai visto nei giorni precedenti, negli anni precedenti, o comunque nel periodo che abbiamo preso in esame, questo tipo di assenza di traffico telematico, di traffico telefonico, mentre guarda caso Visintin si giustifica dicendo che non prende rete nel laboratorio. Visintin dice in alcune sommarie informazioni che lui è abituato a spegnere il telefono quando lavora, ma guarda caso però nel pomeriggio ritorna e guarda caso il cellulare gli prende, e ci sono quindi quasi mezz'ora, ci ritorna nel pomeriggio dalle 15:13 alle 15:43. Quindi ripeto, noi portiamo dei dati, non siamo noi che dobbiamo poi valutare quali sono le conclusioni, però sono dati che ci danno delle risposte belle chiare. Io non do giudizi, consegniamo insieme al collega, all'avvocato Gentile, dei dati alle autorità, e poi vediamo, quando chiuderanno le indagini capiremo se abbiamo detto bene o abbiamo detto male, supportati da consulenze. Attenzione, non sono valutazioni nostre, noi abbiamo, sia per quel che riguarda la sera prima, sia per quel che riguarda la permanenza presso il laboratorio la mattina dalle 9:12, abbiamo delle consulenze depositate da nostri tecnici che ci dicono alcune cose importanti che abbiamo portato all'attenzione del pubblico ministero. Faccio una proposta a Sterpini. Prego, ci alziamo in piedi, ci diamo la mano e dobbiamo lottare insieme per trovare la verità di quello che è successo, se ti va bene. Non so chi conviene, ma lo faccio. Va bene, Claudio? Venga fuori la verità. Certo, ecco, certo. Quando viene fuori la verità, io Certo. sputo in faccia a chi lo ha fatto. Certo. Allora, L'ho promesso a Liliana. Certo.
Io e Lilli, a casa mia, tavolo del soggiorno, lei seduta di là, io di qua. Ci davamo le mani reciprocamente, ci tenevamo per mano, ci guardavamo negli occhi e ripetevamo anche 10 volte ciao amore. Per noi quello era fare l'amore. Ci siamo conosciuti il 25 ottobre del 1979. Io dicevo la prima volta. È importante il 19 dicembre 1981 perché eravamo io e te e me lo ricordo. Si sedeva immancabilmente dietro di me e c'erano questi occhi verdi-azzurri e si tirava Befana, si tirava via i Ray-Ban per far vedere gli occhi, che non è che serviva, ma per capirci. Io sono rimasto vedovo, purtroppo lei evidentemente si è trovata una strada che era sempre stata chiusa, si è ritrovata aperta, eccolo, e di conseguenza abbiamo fatto i nostri progetti. Lui si è portato dietro i suoi segreti, le sue cose che sapeva. Purtroppo non lo sapremo più, mai più. Gli ho dato più volte la mano, ho cercato tante volte di poter assieme cercare di capire cosa può essere successo a Liliana. E purtroppo non ci sono riuscito. Dal primo weekend da trascorrere assieme, alle imminenti feste natalizie e di fine anno, fino all'impegno di insegnarti almeno le basi più elementari del ballo liscio. La consulenza Cattaneo ci dà delle informazioni che ormai noi dobbiamo partire da quei dati. La testimonianza dell'albergatrice ci dice che i rapporti tra Sebastiano e Liliana erano cambiati, tant'è che negli ultimi periodi arriva a dire che non vuole più dormire con lui, descrive quegli atteggiamenti di violenza verbale e anche dal punto di vista proprio gestuale, perché gli butta quella valigia. Ma al di là di questo, sicuramente non credo che volendo fare un ragionamento dei problemi tra la coppia c'erano, una relazione, adesso se Sebastiano ne fosse a conoscenza o meno non lo so fino a quale momento ne fosse a conoscenza, ma che ci fosse un rapporto speciale tra Claudio e Liliana non c'è dubbio. Non sappiamo quando e come ne sia venuto a conoscenza, ma sappiamo anche da quello che abbiamo estratto dagli hard disk, quegli hard disk che Sebastiano si è liberato nell'immediatezza, quando ancora Liliana non era stata ritrovata, non sapevamo dove fosse Liliana, quindi che sono stati consegnati in quegli hard disk. C'erano degli elementi, delle prove, delle fotografie che ci dicevano che vi era un rapporto tra Claudio e Liliana. Ecco, per quale motivo se ne è dovuto liberare? Ora ci stiamo concentrando spesso e volentieri su quello che dice Sebastiano. Io mi concentrerei su quello che fa Sebastiano, che ha fatto Sebastiano, così come quando si è preoccupato di disfarsi dei telefoni, della GoPro, quando si è preoccupato di disfarsi degli hard disk, e ce ne sono centinaia di condotte di Sebastiano che ci dovrebbero far riflettere. Però ripeto, io lo sottolineo e lo sottoscrivo sempre, non deve essere la difesa della parte civile, della persona offesa a portare. Noi portiamo gli elementi, però questi sono fatti perché ci sono delle persone che sono state sentite, gli hard disk sono stati recuperati, lui ha consegnato i telefoni. Perché se ne è disfatto i telefoni? Guarda caso quando lo fa, guardate il momento in cui lo fa. Ragioniamo insieme, se vogliamo ragionare di dati, non di interpretazioni. Di interpretazioni no. Se fosse a conoscenza se c'era una relazione o meno, quando ne è venuto a sapere, perché questo dato non ce l'ha fornito mai nessuno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.